Sono tornati in libertà anche Roberto Lampasona di Santa Elisabetta e Raffaele La Rosa di San Biagio Platani. Salgono così a 35 le ordinanze di scarcerazione revocate dal riesame. L'inchiesta antimafia Montagna, che al momento del blitz scattato il 22 gennaio scorso aveva coinvolto 57 persone, di fatto rischia di scricchiolare, anche se ovviamente non si conoscono ancora le motivazioni. Restano invece in carcere l'ormai ex sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella, dimessosi il giorno prima dell'udienza al Tribunale del Riesame, e il presunto boss del paese Giuseppe Nugara, con cui avrebbe, secondo la procura, stretto un patto elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2014. Stessa decisione per il 38enne di Santa Elisabetta Francesco Fragapane, ritenuto principale punto di riferimento di Cosa Nostra nel territorio. Resta dentro anche il neocollaboratore di giustizia, il favarese Giuseppe 40. Con la pioggia di scarcerazioni si teme ora per la sicurezza delle vittime del racket, dal momento che per la prima volta si è rotto lo storico muro di omertà. Decine di commercianti ed imprenditori della provincia di Agrigento avevano iniziato a collaborare con gli inquirenti, facendo nomi e cognomi degli esattori del pizzo. Ora i loro volti, i loro sguardi potrebbero tornare ad incrociarsi, trovarsi magari faccia a faccia.